tutti e benvenuti ad una nuova puntata del nostro tutorial sull'Austria. Oggi ho qui con me un ospite davvero interessante, Teresa Cristina Grollich, che lavora per Barbeck. Questa società è di proprietà della regione Carinzia e si occupa di promuovere gli investimenti stranieri proprio qui in Carinzia. Vorrei anche dire una peculiarità su Teresa, che è nata in Brasile da padre austriaco e madre brasiliana. Lei parla fluentemente tedesco, portoghese, italiano, inglese e si arrangia anche con spagnolo e francese. Cara Teresa, potresti spiegare brevemente agli ascoltatori qual è il tuo ruolo all'interno di Barbeck? Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziarvi per l'invito. Mi fa piacere di poter presentare in questo contesto il lavoro che svolgiamo alla Barbeck. Come detto prima, io sono Teresa Cristina Grollich e sono arrivata alla Barbeck per rafforzare il team principalmente per quanto riguarda il mercato italiano. La Barbeck è una società governativa che offre gratuitamente alle aziende di imprenditori non austriaci tutte le informazioni necessarie per l'allocazione e per il networking di un'azienda in Carinzia. Cara Teresa, potresti dare agli ascoltatori una panoramica generale di quali supporti possono essere dati dalla regione Carinzia per chi investe in ambito industriale? Esistono diverse forme di incentivi e di agevolazione per un'azienda che vuole insediarsi in Carinzia. Innanzitutto per i costi sostenuti dall'imprenditore c'è un mix fra finanziamenti a fondo perduto e finanziamenti agevolati che può arrivare a coprire fino al 20% dei costi sostenuti dall'imprenditore. Certamente esiste burocrazia anche in Austria, ma è veramente molto snella e agevole in comparazione a altri paesi, incluso anche Italia. Certo. Naturalmente, più grande difficoltà per l'imprenditore è sapere dove, quando e come procedere per aprire la propria attività. Corretto. E principalmente quale incentivo poter sfruttare. Esattamente per questo tipo di risposta la Barbeck è il primo punto di appoggio. La Barbeck deve essere vista come un one-stop shop che vi accompagna dall'idea iniziale fino alla festa di inaugurazione della vostra impresa austriaca e anche per gli eventuali sviluppi futuri. Fra le varie agevolazioni vorrei accennare anche alla tassazione del massimo 25% per le imprese. In Austria non esiste l'IRAP, non ci sono studi di settore e inoltre ci sono tante possibilità di detrazione. Benissimo Teresa, e quali incentivi ci sono per chi investe in ricerca e sviluppo? La Carinzia punta molto allo sviluppo tecnologico e ha particolare forma di incentivo alla ricerca e sviluppo. Per investimento in R&D esistono incentivi fino al massimo del 50% dei costi sopportati dall'imprenditore per questa attività. Certo. La quota effettiva del finanziamento dipende dall'eventuale collaborazione con gli istituti di ricerca politecnici. Un altro punto importante di agevolazione è un premio fiscale che si somma agli incentivi appena menzionati e che è pari al 14% delle spese sostenute. Questo premio viene liquidato sul conto fiscale e è immediatamente rimborsabile all'imprenditore. Una delle domande che più spesso mi vengono rivolte dagli imprenditori italiani riguarda la ricerca di personale qualificato qui in Carinzia. A questo riguardo, cara Teresa, quale supporto può dare la Barbeck proprio agli imprenditori? La Barbeck può supportare l'imprenditore nella ricerca del personale. Ci sono anche programmi di sovvenzionamento per il personale, quindi relativi ai posti di lavoro che vengono creati. Per esempio, ogni persona registrata presso l'ufficio di collocamento AMS può essere sovvenzionata. In ogni caso la Barbeck funge anche qui da partner collegando gli enti competenti del settore del personale e della formazione conforme alle esigenze del cliente. La regione fornisce appoggio all'impresa soprattutto se questa decide di insediarsi in una zona dove recentemente si sono verificati dei licenziamenti a causa di una chiusura aziendale, per esempio. Secondo te, in generale, quali vantaggi offre ad un imprenditore lo stabilire la propria sede in Carinzia? La Carinzia è generalmente conosciuta per la sua enorme qualità di vita e anche per il turismo, ma una forza sempre più importante e sempre più visibile della Carinzia è il suo settore di produzione all'interno della struttura della piccola e media impresa e la sua forza industriale nelle aree future. I vantaggi, secondo me, sono innumerevoli. Un grande networking già esistente, una burocrazia snella, come già detto precedentemente, la liquidazione periodica dell'IVA che dà all'azienda la possibilità di avere
Più liquidità, Certo. le diverse forme di incentivi e di agevolazione a fondo perduto oppure misti, che sono perduti finanziamento, senza parlare dei tempi per la costituzione di una società. Una SRL, per esempio, che in Austria si chiama GmbH, ai tempi per la sua costituzione sono di al massimo 2 settimane. Questi sono soltanto alcuni esempi di tanti che sarò lieta di poter approfondire in un colloquio personale a tutti gli imprenditori oppure anche start-up che sono interessati alla nostra bella e proficua regione. Grazie cara Teresa per essere stata nostra ospite oggi. Se vi è piaciuto questo video lasciateci un like oppure condividetelo con chi potrebbe avere interesse ad apprenderne i contenuti. Tanti cari saluti a tutti! Grazie.